Parlando di simboli, quale posto migliore per farvi vedere un simbolo a forma di falce, una città, Trapani, l'antica Drepanum. Che vuol dire falce appunto in greco. Si raccontano tante leggende sulla forma di questa città. Una di queste è quella legata alla dea Cerere. Era una dea dell'abbondanza, della quantità della terra, del raccolto, era una dea che aveva un simbolo femminile molto forte e per questo motivo si dice che avesse una figlia che fu rapita da un altro dio, Ade, che era il dio della morte, il dio dell'oscurità. E si dice che lei vagava alla ricerca di questa figlia in un carro trainato da serpenti alati e che nella rabbia buttò la sua falce e la falce, l'elemento che veniva utilizzato per raccogliere il grano, ecco perché abbondanza. E si dice che lei lo lanciò e finì in mare e diede forma alla città di Trapani, Drepanum. Questo è il racconto che spiega come mai la forma. Poi ci sono tantissime altre leggende legate a questo. E pensate un po' che camminando per la città di Trapani si possono vedere e incontrare tantissime chiese. Ma perché? Per quale motivo e cosa c'entrano con una falce? Semplicemente si dice che in passato, anzi soprattutto nel Medioevo, fu un luogo molto fiorente anche grazie al sale e alle saline. Quindi tantissime furono le culture che arrivarono qui e in passato per tornare ancora indietro nel tempo, tante sono state le culture che sono arrivate e tante sono state anche le culture a livello ideologico, tanti luoghi di culto, quindi tanti di dei pagani. Per questo motivo, camminando in giro per la città, si scorgono diverse chiese. Dovete sapere che dopo l'editto di Costantino, che fu il re che decise di unificare tutto sotto un'unica religione, vennero costruite diverse chiese durante le stratificazioni della città proprio sopra quei templi antichi di culto pagano di cui l'antica Drepanum era piena. Ciao, sono Luna Stanford Marrone. E non sono soltanto una ricercatrice studiosa e appassionata di simbologia, ma sono nata e cresciuta nei simboli. Sì, perché già i miei nonni erano appassionati ricercatori, studiosi, architetti, ingegneri. Sono cresciuta in un ambiente che ha fatto sì che io potessi vedere quelli che sono i significati nascosti nei simboli. Mi sono appassionata al loro significato che va oltre quello che noi vediamo. È un significato che raggiunge l'anima. Ho deciso così, per questo motivo, di farne una professione e di raccontarvi quello che c'è dietro ad ogni simbolo. Seguitemi sulle mie pagine.